Anche la città di Favara coinvolta nell'iniziativa di proporre una legge popolare che si chiama Rifiuti Zero. Tra i promotori qui in città il Partito della Rifondazione Comunista. Sì, noi abbiamo abbracciato in pieno questa iniziativa che è stata proposta da una serie di comitati, una serie di persone in tutta Italia. È una legge di iniziativa popolare. Noi abbiamo aderito sia come Favara, come Rifondazione Comunista, ma anche come federazione provinciale. Infatti nei vari paesi stiamo raccogliendo pure queste firme. La legge si racchiude nelle famose 4R. Noi ci batteremo per avere un riciclo della spazzatura, un riutilizzo di quello che può essere riutilizzato, una conseguente riduzione della spazzatura convertita in discarica e quindi un risparmio per le casse dei cittadini e la creazione di nuovi posti di lavoro. Questo decreto legge, questa legge di iniziativa popolare ha questo obiettivo, ridurre la spazzatura e farne finalmente non un costo ma una risorsa per i nostri concittadini.